virtuoso attraverso il quale non creiamo solo il master, ma veramente creiamo le condizioni per il back, come è stato fatto anni fa, perché si è pensato molto al master ma non si è pensato molto al rientro. E allora, se noi facciamo sviluppare un tessuto imprenditoriale che sia in grado di accogliere giovani ricercatori, ma anche giovani che hanno voglia di lavorare fisicamente, perché non esiste solo il lavoro intellettuale, allora probabilmente creeremo nuove occasioni di lavoro e molti giovani saranno incentivati a rimanere qua. Però per fare questo serve una volontà politica forte, serve una volontà politica che abbia intenzione di fare investimenti grossi per progetti grandi, non per progetti da qui a 5 anni. Noi dobbiamo pensare a un progetto di sviluppo del nostro territorio almeno da qui a 30 anni, non da qui a 5 anni che è il mandato più lavoro, elettorale. abbiamo detto, quali le idee dell'IRSS e di Bovore Bus? Abbiamo parlato prima della formazione. Per combattere la disoccupazione bisogna creare il lavoro si crea favorendo la creazione di imprese. Oggi il problema del fare imprese in Sardegna è legato a 3 fattori fondamentali. Un fattore sono i costi di produzione. Produrre in Sardegna, poiché è un'isola, e non lo dico io, lo dice anche la Regione, lo dicono tutti gli studi scientifici, produrre in un'isola come la Sardegna costa dal 10 al 20% in più di quanto costa in Italia, ad esempio, o in Catalogna o in Francia. Quindi bisogna intervenire sui costi di produzione e non può intervenire la provincia, non è una competenza diretta della provincia. L'altro fattore determinante che blocca la creazione di imprese in Sardegna, in particolare nel centro Sardegna, è la burocrazia. Abbiamo troppi uffici, troppe persone che intervengono, troppi passaggi che intervengono nell'ostacolare la creazione di un'impresa valida nel nostro territorio. Il terzo problema è l'accesso al credito. Oggi per un giovane come me, ad esempio, voler fare impresa significa avere le spalle coperte o dai genitori o da qualche altro sistema di protezione, perché le banche non concedono nessun tipo di credito per le iniziative imprenditoriali ai giovani. Per di più, un giovane che oggi vuole inventarsi un'attività per conto proprio, se vuole fare una società, ad esempio, deve avere in mano non meno di 4, 5, 6 mila euro già in tasca solo per poter esistere fiscalmente e giuridicamente, senza contare tutti gli investimenti di cui ha bisogno per poter avviare l'attività. Ora, se noi ci inventiamo un sistema attraverso il quale garantiamo un fondo crediti non a fondo perduto, ma dei prestiti agevolati ai giovani da restituire anche a lungo termine, anche in 10, 20 anni, 30 anni, io penso che metteremo a sistema davvero tante idee che hanno i nostri giovani e meno giovani nel territorio che vogliono inventarsi un'attività per lavorare in proprio, perché oggi il 70% dei sardi lavora nei servizi e i servizi, che significa uffici pubblici, oggi non assumono. Quelle poche assunzioni vengono fatte in modo clientelare, cioè sono legate alla spartizione dei partiti che governano. Dunque il posto fisso è abbastanza un miraggio, anche se va garantito anche quello in modo trasparente e non clientelare. Quindi creare le condizioni affinché i giovani siano messi in condizione di creare una loro piccola attività. Questo ci crea vantaggi dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale. Abbiamo meno giovani che ciondolano per i bar, e meno giovani che vanno via, emigrano, e più giovani che stanno sul territorio. Adesso, dopo le parole di Bovore, a Banoa bisognerebbe chiedere agli operai che lavorano in Abbanoa come si trovano sotto questo ente. Bisognerebbe chiedere ai cittadini, magari anche a quelli di Gavoi, come si sono trovati quest'estate con i disservizi creati da Abbanoa. Bisognerebbe chiedere a tutti i cittadini della Sardegna come mai i dirigenti hanno questi stipendi così importanti di Abbanoa, mentre gli operai sono stati quasi ricattati per accettare il passaggio dagli enti in cui lavoravano ad Abbanoa. Ma questo lo stiamo facendo nelle piazze. Quindi è evidente che questo ente non ha ragione di esistere, ma la gestione dell'acqua deve essere assolutamente pubblica, perché l'acqua è un bene pubblico. Noi anni fa, quando abbiamo fondato il comitato Abba Libera, denunciavamo che Abbanoa sarebbe stata una rovina che ci avrebbe portato a dover cedere la gestione dell'acqua a delle multinazionali, e così sta succedendo in alcune zone d'Italia e così potrebbe succedere in Sardegna. Perciò è necessario bloccare questo processo. Bloccare questo processo significa che non è un processo che è stato avviato
da cappellacci, ma ha radici ben più profonde nel tempo. In Sardegna hanno governato il centrodestra e il centrosinistra, in Italia ha governato il centrodestra e il centrosinistra, e la tendenza è sempre stata quella di gestire in modo privatistico il bene acqua. Noi pensiamo che sia ora di cambiare sia nella gestione degli enti sia nella gestione della politica. Per questo chiediamo ai cittadini un voto di cambiamento in questo senso. Bobore. Sicuramente quando noi andremo a governare la Repubblica di Sardegna, che stiamo cercando di creare, le province sarà la prima cosa che aboliremo, anche perché così come sono strutturate sono un ente veramente superfluo nell'amministrazione del territorio. C'è da dire che però in questo momento esistono, e poiché esistono, le province hanno necessità di essere amministrate bene. Amministrate bene significa con trasparenza e con oculatezza. Significa anche che bisogna capire dove ci sono enti inutili e eliminarli, dove c'è un eccesso di spesa pubblica giusto per tenere in piedi la struttura, vanno eliminate queste spese, e probabilmente bisogna andare verso un tipo di ente che risponda più che altro proprio alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle categorie più svantaggiate del territorio. Quindi magari avremo bisogno di una provincia che investisse di più nel sociale, nella sanità e in questi tipi di infrastrutture che nel territorio sono un po' carenti. Pensa Bobore Bussa. Beh, il turismo può essere una risorsa se viene inserito nel sistema economico e sociale e culturale del nostro territorio. Si diceva in un'altra occasione che il turismo nella provincia di Nuoro non è diverso dal turismo nella provincia di Oristano. Il turismo in Sardegna ha necessità di una strategia nazionale sarda per il turismo, cioè dobbiamo avere un progetto, un'idea di che turismo vogliamo fare in Sardegna. Avere un'idea di che turismo vogliamo fare in Sardegna significa anche sapere dove e come voler investire nel turismo. E dunque, ad esempio, la Sardegna dovrebbe sicuramente puntare a una strategia che miri ad avere un turismo culturale, turismo attivo, un turismo che possa occupare le camere d'albergo, dei bed and breakfast anche nei periodi dell'anno che non sono quelli estivi. Per fare questo abbiamo necessità di attivare le produzioni agricole, cioè quando vengono gli ospiti in Sardegna, i visitatori o i turisti, come si dice, devono poter consumare prodotti veramente locali, non prodotti della Mar o della VIP Catering, che servono in grandi quantità le grandi strutture turistiche alberghiere e anche i nostri supermercati. Dunque, mettere a sistema significa che noi creiamo una motivazione culturale e sociale ai visitatori, perché oggi sappiamo che il turismo nel mondo non si muove per destinazione ma per motivazione. Dunque noi abbiamo le carte in regola in Sardegna, in particolare in questa provincia dove abitiamo, per offrire tante motivazioni a tanti visitatori nel mondo e quindi abbattere le distanze. La motivazione abbatte la distanza. Uno può decidere di venire dall'Australia in Sardegna perché ha voglia di venire in Sardegna, non perché c'è un bel mare, una bella spiaggia che possiamo trovare in tante altre parti del mondo. Vuole trovare i sardi. Il dipendentista Bobore Bussa come affronterebbe il problema industria? Beh, in parte l'abbiamo detto prima. Oltre il risanamento ambientale, che è assolutamente necessario se e nel momento in cui si deciderà di abbandonare la chimica, bisogna pensare a quale tipo di industria potremo volere in Sardegna. Faccio un esempio. In Sardegna siamo molto bravi a esportare materie prime e semilavorati, però l'economia insegna che il valore aggiunto di un processo industriale è dato dalla chiusura della filiera, ovvero il valore aggiunto viene quando si vende un prodotto finito. Oggi noi abbiamo questo problema che, faccio un esempio, solo da Orani partono ogni giorno decine di camion che portano via talco, grezzo o semilavorato, che poi viene esportato fuori dalla Sardegna e viene lavorato in altre zone. Il valore aggiunto proveniente da quel tipo di prodotto rimane fuori dalla Sardegna. Ora, pensare ad esempio a un'industria di trasformazione della risorsa talco nella Valle di Ottana, secondo me sì, possiamo
mettere un sacco di persone a lavorare in questo progetto e possiamo recuperare un sacco di giovani che oggi fanno ricerca proprio dal punto di vista delle lavorazioni nei processi industriali, che sono fuori, li portiamo qua a fare ricerca qui. Abbiamo tanti laureati in scienze ambientali a Nuoro che lavorano fuori in altre nazioni del mondo, che potrebbero tornare qua per spiegare poi come una cava come quella di Orani, che dal punto di vista ambientale può essere un danno, come può essere risanata e rimessa a cultura, cioè risanata dal punto di vista ambientale dopo che viene estratto il talco. Insomma, idee ce ne sono, ci vuole la volontà politica di fare gli investimenti. Perfetto.